Il problema, un aspetto che secondo me solleva delle perplessità anche alla luce del pericolo sanzionatorio che citava il sindaco, non riguarda l'attività di formazione della volontà dell'organo, bensì la comunicazione e la diffusione delle informazioni che ne sono una conseguenza fisiologica, nel senso che qualsiasi decisione di questo Consiglio Comunale poi viene portata all'attenzione dei cittadini, come è normale che sia attraverso organi di stampa, sia attraverso la comunicazione istituzionale, che è un meccanismo tipico e anche obbligatorio per legge. E quindi secondo legge, comunicazione che segue sia secondo legge che secondo prassi. Questa attività di comunicazione che seguirebbe all'approvazione degli atti che avete proposto deve essere messa in relazione con una serie di provvedimenti che vado ad indicare. La citata circolare del Ministero dell'Interno, il piano di comunicazione istituzionale approvato dalla Regione, funzionale all'attività di informazione relativa a questo referendum, dove la Regione ha detto come e come deve svolgersi l'attività di diffusione delle informazioni da parte dei comuni e quali sono le fattispecie di attività di diffusione delle informazioni. Gli atti del Corecom, con i quali è stato definito l'elenco dei soggetti politici referendari che hanno manifestato l'intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica, cioè i comitati, le forze politiche, i gruppi consigliari che sono pienamente legittimati a diffondere informazioni pro o contro il referendum. L'obbligo che c'è stabilito in capo al Corecom, che è la struttura territoriale, dell'ex di comunicazione, l'obbligo che ha il Corecom di trasmettere all'Agicom, che invece è la struttura nazionale, quindi Roma, sulle fattispecie di presunto squilibrio della rappresentazione delle diverse posizioni politiche. Quindi c'è un'analisi dell'Agicom che decide, non è il Corecom, non è una cosa che si svolge a livello veneto, è una cosa che poi viene messa al vaglio di Roma. Messa al vaglio di Roma è una questione che riguarda la Regione che decide di staccarsi dal resto vi faccio riflettere su questo. Esula un po' dallo spirito e dalla natura di questo concetto. E non ultimo, la recrudescenza che citava il sindaco, che abbiamo verificato di recente, sulla condizione di segnalazione al Corecom da parte di soggetti legittimati, consiglieri regionali e altri, nell'individuazione di fattispecie le più disparate di sicuro, di invito al voto che con atti di questo tipo si vorrebbero diffondere. Invito al voto che è vietato. Vietato perché è ritenuto estraneo alle funzioni istituzionali e di informazioni istituzionali che sono riconosciute in capo in questo caso al comune. E tutto ciò in uno scenario dove la valutazione discrezionale, sto parlando di Corecom e anche di Agicom, è un parametro fisiologico degli interessi in gioco, cioè quello che per loro è condizionamento lo è anche in virtù di valutazioni discrezionali. Ecco, dicevo non l'ultimo questo aspetto, ma ce n'è un altro che non è l'ultimo, è quello che citava prima il sindaco, il potere sanzionatorio dell'Agicom in caso di violazione di legge e quella che prima ha quantificato il sindaco, la cornice edittale delle sanzioni previste, che non è proprio indifferente. Quelle che ho esposto sono delle circostanze che secondo me rendono necessario un approfondimento dei temi che andrebbe effettuato alla luce delle denunce che il Corecom in questo momento sta per emanare. Quindi per quanto ho esposto, per le ragioni che ho enumerato, che ho esposto, secondo me si rende necessario un rinvio delle decisioni che sono sottese alle vostre proposte di mozione, di risoluzione, o comunque
comunque una revisione del testo degli atti politici proposti. Grazie, dottor Nobile. Ci sono interventi? Nessun intervento? Capogruppo Mirono? Sì, abbiamo compreso bene l'esposizione del sindaco e anche l'esposizione del segretario, che ringrazio perché sono stati molto puntuali, quindi la mia proposta è quella appunto di cercare di trovare insieme al capogruppo Massaro, in conferenza ovviamente, un punto di comunione, darci un attimo di tempo, facendo tesoro dei consigli del segretario, vedono se siamo d'accordo su questo, per sospendere la votazione di questa mozione a un momento in cui magari potremmo avere delle indicazioni che ci permettano di assumerci delle responsabilità con maggiore serenità. Altro che è da sottolineare che la questione è una questione che non può sottostare a tempistiche lunghe, dato che la data del referendum è proprio il 22 ottobre è lì, è dopodomani, quindi direi che sarebbe bene su questa questione darci dei tempi veloci. Apprezzato il contenuto, diciamo, nella sua sostanza della risoluzione, direi che è pacifico che ci sia, quantomeno si possa sottolineare con soddisfazione questo in quest'Aula, che ci sia quantomeno, al di là della forma dello strumento utilizzato, come diceva la consigliera Conte, che ci sia un indirizzo di sostanza condiviso con la maggioranza opposizione. A questo punto l'opposizione con la maggioranza, e questo credo sia molto importante perché nessuno vuole esporsi al pericolo di esporre l'amministrazione comunque licenziata e quant'altro, però lasciare un messaggio su un tema così importante per il futuro di tutti noi che siamo cittadini veneti, lasciare un messaggio ambiguo su invece un'opportunità che potrebbe vedere tutti noi ispirati insieme per fare un gruppo comune come cittadini e sul fatto di cercare di creare quanto più possibile le opportunità che ci vengono offerte, credo che sia un fatto positivo e mi piace poter sottolineare questa sera. Quindi chiedo al Presidente di calendarizzare quanto prima l'incontro per poter addivenire, diciamo, a una soluzione, ad una risoluzione condivisa, a un documento condiviso. Ecco, al di là diciamo, di quello che sta accadendo rispetto allo scenario illustrato dal dottor Nobile, appunto anche in criticità a livello fondamentale. Grazie. Grazie. Quindi chiedete un rinvio. Lei che è la proponente. Sì, per me va bene quello del segretario, quindi chiederei di essere invitata direttamente sulla discussione, sulla condivisione. Quindi devo proporre un rinvio a breve, insomma. Sì, se il gruppo una sala d'accordo. Va bene. Allora metto ai voti il rinvio per la. Non l'avevo visto, scusi, il capogruppo Fausto se vuole parlare. No, ho detto il mio capogruppo tecnico, il capogruppo Fausto d'accordo. Sì, no, io chiedo di mettere ai voti il rinvio, quindi mettiamo i voti quanti sono favorevoli. Unanimità, per cui rinviamo la proposta della consigliera Conte. Passiamo al punto numero 13, risoluzione presentata dal capogruppo Massaro, avente ad oggetto sostegno al referendum consultivo dell'autonomia del Veneto indetto per il 22 ottobre 2017. Grazie Presidente. La lettura della risoluzione. Premesso che il Presidente della Giunta regionale
costituzionale con l'atto 50 del 24 del 2017 ha decretato il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, in cui alla legge regionale numero 15 del 2014 in ordine al seguente quesito: vuoi che la Regione Veneto sia mantenuta ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che i comizi elettorali sono convocati domenica 22 ottobre 2017 con l'apertura dei seggi dalle ore 7 alla chiusura alle ore 23 dello stesso giorno, che detto referendum si fonda sulla possibilità che hanno le regioni di chiedere allo Stato di materia di competenza, norma prevista dal titolo V della Carta Costituzionale, in particolare dall'articolo 116 che regola i rapporti tra Stato e Regioni. La Corte Costituzionale, dopo bocciato in passato il quesito 2 volte, a luglio 2015 ha riconosciuto che la Regione Veneto ha titolo di indire un referendum consultivo sull'autonomia. Ritenuto che il referendum sull'autonomia del Veneto sia soprattutto, se in presenza di un voto popolare massiccio favorevole all'autonomia, lo strumento per conferire alla Regione del Veneto la forza politica necessaria per relazionarsi con il governo e con il Parlamento, ottenendo una maggiore autonomia attraverso il trasferimento di ulteriori funzioni e risorse finanziarie previste dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione. Richiamato l'articolo 116 della Costituzione, il quale legittima la possibilità che lo Stato conceda alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti in materia di cui al terzo comma dell'articolo 117, come ad esempio il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e le materie indicate al secondo comma del medesimo articolo alla lettera L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace NS nel rispetto dei principi di cui l'articolo 119 della Costituzione stessa. Richiamato l'articolo 119 della Costituzione, e in particolare il comma 6, il quale recita: per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per promuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Ritenuto opportuno per quanto premesso sostenere il referendum sull'autonomia del Veneto, indetto dalla Regione Veneto il giorno 22 ottobre 2017, ritenuto necessario altresì formalizzare con il presente atto il proprio sostegno al referendum consultivo indetto dalla Regione Veneto, quale strumento di riferimento di alcune ulteriori funzioni legislative e risorse finanziarie previste dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione, nella prospettiva di assicurare una sostanziale autonomia fiscale e maggiori risorse da destinare allo sviluppo del nostro territorio. Dato atto che sulla presente proposta non necessita di lasciare il potere tecnico in quanto trattasi di un atto di mera valenza politica, risoluzione stessa articolo 17,3 del regolamento del Consiglio Comunale, il presente atto non necessita di tenere di volontà contabile in quanto non comporta impegni di spesa, delibera di sostenere il referendum consultivo indetto dalla Regione Veneto il giorno 22 ottobre 2017 in quanto in presenza di un esito favorevole della consultazione considererebbero maggiori attribuzioni in capo alla Regione Veneto che si tradurrebbero nel trasferimento di ulteriori funzioni e risorse finanziarie da parte del governo centrale, come previsto dall'articolo 116,3 della Costituzione, di dare ampia diffusione all'iniziativa attraverso gli organi di comunicazione comunale, di pubblicare la presente risoluzione all'atto proprio online e nel sito istituzionale delle lettere della sezione amministrazione trasparente ai sensi del decreto legge numero 33 del 2013, provvedimenti di ordine di indirizzo politico ai sensi dell'articolo 23. Ecco, anche in ordine alla risoluzione del capogruppo di maggioranza valgono le stesse eccezioni che ho trovato nella delibera precedente, la numero 12 dell'ordine del giorno, e richiamo a globale il parere già reso al segretario comunale che vale anche per questa risoluzione. Noi ci siamo riuniti in riunione di maggioranza andando a censurare le parti relative alla risoluzione che possono ritenersi incompatibili e chiedo al capogruppo di dare lettura del nuovo testo che lo presenta formalmente di risoluzione.
Grazie signor Sindaco. Chiedo gentilmente al signor Governo di consegnare copia ai capogruppi dell'emendamento proposto. Premesso che il Presidente della Giunta regionale con atto 50 del 24 aprile 2017 ha decretato di invio e referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui la legge regionale numero 15 del 2014 in ordine al segmento quesito, vuole che la Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che i comizi elettorali sono convocati per domenica 22 ottobre 2017 con l'apertura dei seggi alle ore 7 e la loro chiusura alle ore 23 dello stesso giorno. Il detto referendum si fonda sulla possibilità che hanno le regioni di chiedere allo Stato più materia di competenza, norme previste al titolo V della Carta Costituzionale e in particolare dall'articolo 116 che regola i rapporti tra Stato e Regione. Che la Corte Costituzionale, dopo aver bocciato in passato il quesito 2 volte, a luglio 2015 ha riconosciuto che la Regione Veneto ha titolo per indire un referendum consultivo sull'autonomia. Richiamato l'articolo 116 della Costituzione, il quale legittima la possibilità che lo Stato conceda alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui è il terzo comma dell'articolo 117, come ad esempio il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e le materie indicate al secondo comma del medesimo articolo delle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, punto N e punto S, e rispetto ai principi di cui l'articolo 119 della Costituzione stessa. Richiamato l'articolo 117 della Costituzione che disciplina l'assetto delle competenze delle regioni a statuto ordinario, richiamato l'articolo 119 della Costituzione, in particolare il comma 6, il quale recita: per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali a favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Ritenuto che il referendum sull'autonomia del Veneto sia uno strumento di democrazia diretta con il quale si esercita la sovranità popolare, consentendo al singolo elettore di pronunciarsi senza nessun intermediario su una questione che nel caso di specie riveste particolare importanza data la vicinanza dei temi trattati alla vita dei cittadini, alle relazioni con il territorio e dei rapporti con le varie amministrazioni pubbliche e con lo Stato. Ritenuto opportuno, per quanto premesso, che in relazione alle competenze del Comune in materia di consultazione elettorale, agevolare in tutte le forme lo svolgimento del referendum sull'autonomia del Veneto, indetto dalla Regione Veneto per il giorno 22 ottobre 2017, nel rispetto della normativa di settore e degli atti di programmazione e indirizzo emanati dalle amministrazioni coinvolte nell'organizzazione dello stesso. Visto il regolamento del Consiglio Comunale, articolo 117,3 che disciplina le soluzioni, quali atti politici concernenti questioni di carattere generale, atto che sulla presente proposta non necessita di lasciare parere tecnico in quanto trattasi di un atto di mera valenza politica, il presente atto non necessita del parere di volontà contabile in quanto non comporta impegni di spesa. Chiedo di deliberare di agevolare in tutte le forme di svolgimento lo svolgimento del referendum sull'autonomia del Veneto indetto dalla Regione Veneto per il giorno 22 ottobre 2017, nella consapevolezza che attraverso l'esercizio di tale forma di democrazia diretta si interverrà ad una chiara definizione del ruolo della Regione del Veneto nel rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale, di dare diffusione a tale iniziativa di carattere istituzionale secondo le modalità ammesse dalla normativa di settore e tali atti di programmazione e di indirizzo emanati dalle amministrazioni coinvolte nell'organizzazione del referendum, di demandare alla Giunta Comunale l'attuazione di quanto stabilito al pubblico anche attraverso direttive agli uffici competenti, di pubblicare il presente atto all'allocutore online nel sito istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi del decreto legge numero 33 del 2013, provvedimenti dell'ordine di indirizzo politico ai sensi dell'articolo 23. Grazie. Grazie capogruppo Commissario. Do la parola al signor Sindaco.
la parola al segretario generale per il parere di legittimità. Sì, il segretario, dottor Nobile. Sì, non vedo problemi in questo caso, nel senso che dal punto di vista della comunicazione non ci sono le criticità che prima aveva evidenziato, perché tutto rimane nell'ambito di quelle che sono le norme, le leggi, gli atti amministrativi che prima citavo, cioè Regione, Corpo, circolare del Ministero dell'Interno. Non si tratta più di diffondere informazioni, ma di agevolare lo svolgimento di una forma di consultazione che è espressione dell'esercizio di democrazia diretta, senza prendere posizione se sì o se no, se contro o se a favore. Per quanto riguarda la Costituzione si richiama l'articolo 116 quanto l'articolo 117, che sono due versanti totalmente opposti, nel senso che l'articolo 116 legittima e disciplina le regioni di statuto speciale, il 117 quello del statuto ordinario, e si dice anche che l'agevolazione, tra virgolette, cioè l'agevolare lo svolgimento del referendum è funzionale a una chiara definizione del ruolo della Regione del Veneto nel rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale, che può essere sia bianco che nero come risultato. Non vedo la corrispondenza dei problemi che prima avevo evidenziato. Quindi lei ritiene legittimo il provvedimento? Così come è espresso, sì. Non è un provvedimento come si sta sottolineando. Grazie. Ci sono interventi? Sì, allora è scandaloso. È scandaloso. Abbiamo detto 5 minuti fa, con un accordo in base alle indicazioni date anche dal segretario, di trovarci e fare un testo condiviso. Okay. Allora, al di là del fatto che questo testo non era l'ordine del giorno, per cui io francamente non ne ero a conoscenza, e il capogruppo non erano a conoscenza, pertanto non so se è legittimo votarlo oggi. Quindi, il fatto che oggi si è organizzato non era l'ordine del giorno, per me è legittimo. Ma poi rimane scandaloso il comportamento. Cioè, ma è una cosa incredibile. Allora, noi abbiamo capito benissimo e non mi presterò di adesso farmi fare le lezioncine da pantomima sull'articolo 17, la differenza tra risoluzione e mozione, queste robe qua. Altro che no. Ma è assolutamente ridicola questa cosa qui. Abbiamo detto, parliamo di contenuti. In commissione ho fatto un'apertura su questa mozione dicendo chiaramente che sarebbe opportuno che su questa mozione ci fossero vari tempi, perché è un tema importante. Ho parlato con il capogruppo Massaro, al quale ho spiegato che sulla mozione i contenuti sono gli stessi contenuti, i medesimi contenuti, con gli stessi intenti. Ora si propone una risoluzione diversa, perché prima diceva delibera di sostenere il referendum consultivo, adesso dice di agevolare in tutte le forme di svolgimento del referendum. E poi ancora, prima diceva di dare ampia diffusione all'iniziativa, adesso dice di dare diffusione all'iniziativa. E allora questa si chiama in un modo solo, si chiama presa per il culo. Ecco come si chiama. Io mi scuso con le signore per questo volgare, per questo modo di esprimere, ma non ci sono altri termini per definire questa cosa. Quindi poi facciamo il consiglio comunale. C'era una via per non assumersi questa grande e onerosa responsabilità come esposti, per quella della sanzione. Ce l'avevano anche detti. Invece no. Cosa avete voluto fare? L'ennesima furbaccia, maestri della politica, avete fatto il testo, votatelo e buonasera. Ci sono altri interventi? Allora, evidentemente, come già ci era stato precisamente anticipato, non si è voluto raccogliere in nessun modo la possibilità di una collaborazione al fine di arrivare a un segmento simultaneo su tale argomento. Hanno prevalso invece altre logiche, probabilmente anche di carattere personale, che nulla tolgono l'importanza dell'appuntamento indietro della Regione Veneto, ma che non consentono a me e anche essendo a tutto il gruppo di poter né condividere né tantomeno votare il vostro documento a fronte dell'atteggiamento che avete voluto mantenere.
come esponenti, in questo caso della Lega Nord, la verità di quanto viene chiesto dalla Regione Veneto, confermo di onorare l'Aula e considerò la votazione. Grazie. Capogruppo Favaro. Sì, anche noi condividiamo la posizione del gruppo Miollo, perché pensiamo che se ci fosse stata la volontà da parte della maggioranza avreste potuto tranquillamente utilizzare l'occasione della Commissione per portare in luce i problemi, perché 2 giorni fa le cose erano già note sul non profilo di legittimità dei testi presentati, e potevate benissimo approfittare dell'occasione per dire: bene, i problemi sono questi, proviamo insieme ad emendare e possibilmente anche unificare i 2 testi in modo da arrivare in Consiglio per un voto unanime, possibilmente unanime. Invece avete preferito fare il blitz, il colpo di scena turbata, e questa, condivido, è una presa in giro che va a ledere l'immagine di questo Consiglio Comunale. Pertanto anche noi su questo testo ultimo presentato non parteciperemo al voto. Ci sono interventi, Sindaco? Sì, mi spiace che il gruppo Miolo sia in blocco uscito, comunque volevo replicare. Non stiamo parlando di una deliberante, è una risoluzione, è un atto totalmente politico, non ha natura provvedimentale, quindi la minoranza è libera di votare contro, di uscire dall'aula, di astenersi. Credo sia messo in voti questo testo emendato, per di legittimità a favore della segretaria comunale. Ci sono altri interventi? Mettiamo i voti favorevoli. Unanimità 12. Grazie. Un attimo, non è chiuso il Consiglio Comunale, do la parola al capogruppo Favaro per delle comunicazioni. Grazie Presidente e ancora buonasera a tutti. Ho chiesto la parola per comunicare che questo di oggi è il mio ultimo Consiglio Comunale, in quanto nei prossimi giorni formalizzerò le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Nella nostra lista civica, fin dal principio, abbiamo concordato un metodo di lavoro che prevede l'avvicendamento nel ruolo di consigliere, così da rendere possibile per più persone il protagonismo e l'acquisizione di conoscenze, nonché la formazione di competenze. Si conclude così la mia partecipazione a questo Consiglio Comunale, un'esperienza iniziata più di 10 anni fa. Per quel che mi riguarda, l'impegno nella politica è sempre stata una modalità per mettersi al servizio degli altri, per servire la comunità. Certo, ci sono molte strade per svolgere un servizio alla comunità. La strada della politica è peculiare, perché ha le sue regole, ma anche i suoi rischi, soprattutto quando si cerca le lusinghe del potere e dei benefici personali che il potere può dare. La politica, quella sana, autentica, disinteressata, è tuttavia un formidabile strumento per costruire un mondo più giusto, più ospitale per tutti, un mondo capace di futuro. Quello del consigliere di un piccolo comune, qual è il nostro, è un ruolo difficile, soprattutto se si è consigliere di minoranza. Innanzitutto perché è puro volontariato. Si deve mettere a disposizione il proprio tempo, sottratto al lavoro, alla famiglia, al riposo e allo svago, per dedicarlo alla comunità. Poi il consigliere di minoranza svolge un ruolo avario di soddisfazioni e ricco di frustrazioni, ma non per questo meno importante. Un lavoro prezioso che difficilmente riesce a ottenere risultati e a smuovere l'attenzione dei cittadini. In questi anni ho fatto del mio meglio con passione e impegno per dar voce principalmente a 3 istanze che per calma ritengo siano, in questo particolare momento storico, di importanza capitale. La tutela e la valorizzazione del grande e meraviglioso patrimonio ambientale che Cavro possiede, la difesa dell'anima di Cavro in quanto comunità viva, minacciata dalla monocultura turistica e dalle speculazioni immobiliari, la difesa della legalità e il contrasto alle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio e nelle nostre istituzioni democratiche. Ho sempre cercato in coscienza di improntare il mio servizio politico ai valori che i miei genitori mi hanno trasmesso di onestà, di benevolenza e di giustizia.
Anche nei momenti più aspri di confronto e di scontro, ho sempre cercato di tenere come stella polare il bene e l'interesse del mio paese. Passo il testimone di capogruppo a Maria-Lisa Ferraro, persona che gode della mia stima personale e quella di tutto il nostro gruppo. Una donna che apprezzo molto soprattutto per la serietà, il rigore e l'equilibrio. Lascio il posto di consigliere a Catiuscia Loretto, anche lei donna di grande valore, appassionata e attenta osservatrice delle vicende della nostra città. Due donne, attenzione, che sono sicuro sapranno portare un originalissimo e prezioso contributo alla discussione politica di questo Consiglio e più in generale alla vita del nostro Paese. A loro va il mio appoggio e il mio ringraziamento per il coraggio e la generosità, perché non è affatto scontato di questi tempi trovare persone valide, per di più donne, disponibili a impegnarsi all'interno delle istituzioni. Confesso che non è per me facile lasciare un ruolo in cui ho riversato molte energie, passioni, speranze. Tuttavia non mi appartiene la concezione della politica come attaccamento patologico al potere, alla visibilità e al prestigio che il potere comporta. Quindi credo che in base ai tempi e alle esigenze della vita, la politica intesa come servizio nelle istituzioni sia un'esperienza che può avere un inizio, ma che deve avere una fine. In un sistema democratico sano, la classe politica ha un naturale e continuo ricambio, nel piccolo comune come nelle istituzioni più alte. Ritorno al mondo da cui sono venuto, ossia all'impegno educativo rivolto ai giovani attraverso lo scoutismo. Ai ragazzi, tra le altre cose, darò testimonianza che la politica è una cosa bella, importante e utile, perché c'è bisogno di conquistare i giovani al servizio della politica. Ed ora concedetemi ancora 2 minuti per i ringraziamenti. Voglio ringraziare innanzitutto i tanti cittadini che in questi anni mi hanno manifestato il loro affetto e la loro fiducia. È stato per me un onore essere il loro rappresentante in questa assemblea. Spero di essere stato all'altezza delle loro aspettative. Ringrazio poi tutti gli amici e sostenitori attivisti del nostro gruppo, prima di Metro Nuovo, ora di Liberi e Trasparenti. Dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo portato un forte elemento di novità e di freschezza nella vita politica della nostra causa e molto lavoro rimane ancora da fare. Ringrazio gli amici ex consiglieri con cui ho condiviso l'attività in questo Consiglio Comunale. Marco Russo, Rebecca Battistoni, Nina Tomasello, Alessandro Guarini, Vittorio Emanuele Talavera. Ringrazio tutto il personale degli uffici comunali per la disponibilità e la pazienza. Ma il ringraziamento più grande va alla mia moglie Monica, la compagna e amica della mia vita, la donna che amo, la madre delle nostre figlie. La voglio ringraziare per la sua pazienza e il suo sostegno, per i sacrifici che ha dovuto fare per compensare le mie assenze, per i consigli preziosi che in questi anni mi ha dato, perché è lei il vero talento, il vero animale politico della famiglia. Dedico infine questa avventura che ora si conclude alle mie amatissime figlie Eugenia ed Emilia. Sappiano che se il papà è stato assente a causa degli impegni politici, l'ha fatto pensando a loro, per provare a lasciare il mondo un po' migliore di come l'ha trovato. E con questo vi saluto e vi auguro buon lavoro per il bene e nell'interesse di